un'opera tanto attesa, se ne parlava da moltissimi anni. I ragazzi dal 2017 erano all'interno dei prefabbricati, quindi dei container a ridosso delle scuole medie, e quindi ci sono voluti 8 anni a seguito anche delle vertenze che il comune aveva in piedi, che hanno bloccato tutta una serie di ragionamenti, insomma, per poter avere una nuova scuola. Però devo dire che nel momento in cui si è sbloccato quel periodo legato appunto alle vicende giudiziarie del comune, si è riusciti a programmare, a progettare e ad oggi a dare un nuovo plesso ai ragazzi di Col San Martino, che insomma se lo meritano e che hanno avuto modo di poter entrare ancora durante il cantiere per poter vedere quella che era la loro scuola, tant'è che anche i colori stessi delle pareti, piuttosto che delle aule, piuttosto che varie altre questioni, hanno potuto proprio sceglierle loro, e quindi ho voluto renderli anche partecipi nella realizzazione stessa del plesso, perché la scuola è loro ed era giusto che fosse così. Dopo 1 anno e 9 mesi circa, mercoledì della prossima settimana, gli studenti della scuola primaria di Col San Martino potranno finalmente entrare nel nuovo plesso che abbiamo appunto realizzato. Un'opera importante che ci ha visto lavorare moltissimo in questo periodo per poter appunto consegnare la scuola ai ragazzi, e quindi appunto mercoledì ci sarà il primo giorno di scuola, la prima campanella suonerà proprio nel nuovo plesso qui di Col San Martino. Un'opera appunto, come dicevo, da 4 milioni e 100, siamo riusciti a realizzarla grazie ai fondi del PNRR e al conto termico. Devo dire che è una grande soddisfazione per l'amministrazione, ma credo per tutta la comunità di Col San Martino e del comune di Farra di Soligo, perché insomma realizzare oggi un'opera di questa importanza è sicuramente frutto di grande sinergia, ma di grande lavoro fatto a vari livelli. Per l'occasione sabato mattina, quindi questo sabato, dalle ore 10 a mezzogiorno apriremo la scuola alla popolazione, cioè la popolazione potrà entrare e vedere quelle che sono state le lavorazioni interne e quella che è diventata la nuova scuola, quindi poter vedere gli spazi, poter vedere così com'è strutturata, e quindi vi aspetto la popolazione a poter vedere la nuova scuola. Per quanto riguarda la parte esterna, continueranno anche nelle prossime settimane i lavori per consegnare tutto il cantiere, diciamo così, per il mese di ottobre, quindi poter poi anche fare l'inaugurazione e quindi poter usufruire anche delle parti esterne, soprattutto la parte del retro, dove poi ci sarà la nuova abilità e i parcheggi. Ci sarà appunto l'inaugurazione nel mese di ottobre, però quello che mi interessa è intanto poter fare questo Open Day in anteprima sabato 6 dalle 10 a mezzogiorno, per poter vedere il nuovo plesso di Col San Martino.